Associazione a delinquere di stampo mafioso, corruzione, voto di scambio, riciclaggio, falsa fatturazione. È lunga la lista di reati contestati negli ultimi anni dalla Direzione Distrettuale Antimafia, dopo indagini che tra Venezia, Verona, Padova e Vicenza hanno portato a circa 200 ordini di custodia cautelare, un'attività a cui non è sempre seguita la risposta che ci si attendeva dalle istituzioni. Non posso non ricordare che Eraclea non è stata sciolta, benché penso sia un unicum che a fronte di una indicazione che arrivava dal territorio, un'indicazione puntuale, un'indicazione precisa, un'indicazione motivatissima, ciò nonostante il Ministero non l'ha sciolta. Capo della direzione distrettuale antimafia, il procuratore Cherchi parla nel corso di un incontro sulle mafie in Veneto promosso dall'onorevole veneziano Nicola Pellicani. La sua è un'opinione immediatamente condivisa da Rosy Bindi, presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 2013 al 2018. Mi è sembrato, confesso, veramente enorme. Siamo arrivati ad una esplicita condanna e che non si sia proceduto allo scioglimento dell'amministrazione è francamente sorprendente. Il deputato Dem Nicola Pellicani ha ricordato come il processo sui fatti di Eraclea abbia portato a riconoscere per la prima volta nel Veneto orientale il reato di associazione di stampo mafioso. 133 condanne per i 24 imputati che hanno chiesto il rito abbreviato, tra cui l'ex sindaco Graziano Teso. Il processo continua per gli altri imputati che hanno scelto il rito tradizionale, tra cui il boss Luciano Donadio. Per troppo tempo, ha concluso il procuratore di Venezia Bruno Cherchi, in Veneto si è sottovalutato un fenomeno che era evidentissimo. La situazione non è grave come in altre regioni italiane, ma non si può più parlare di infiltrazioni mafiose in Veneto. Il termine più appropriato oggi è radicamento.